partiamo da dove ci troviamo, Milano, e partiamo dall'evento che sta per partire, le Olimpiadi invernali. Patuanelli, a cui chiedo però lui come vede questo Cortina Milano, mi piace chiamarla così anche per fare contento De Carlo. Grande vetrina, grande occasione per il paese o teme il contrario? No, è sicuramente una grande vetrina e una grande occasione per il paese. Poi il numero delle opere finite rispetto a quelle alla fine sono finite tutte, diciamo che magari uno le voleva finire un paio di mesi prima, ecco, tutto lì. No, vabbè, ma guarda, io insomma un po' di cantieri li ho fatti nella vita, poi si arriva sempre all'ultimo giorno con l'ultima cosa, con l'ultima... Poi lei è anche ingegnere, che manca, potrebbe... È del tutto normale che sia così, anche perché poi in quell'elenco ci sono tante opere infrastrutturali che avranno poi una ricaduta sul territorio, ma che hanno una previsione di completamento ben oltre la data delle Olimpiadi e il periodo delle settimane olimpiche, quindi in realtà la parte impiantistica per le Olimpiadi io credo che non c'è nessun problema rispetto alla... Il nostro paese farà come sempre una figura meravigliosa, anche perché lo scenario di Cortina, insomma, nonostante De Carlo è comunque un paesaggio gradevolissimo. Dico nonostante De Carlo perché poi la sua massa, voglio dire, si vede anche... agli sci molto larghi per non affondare. È un valore paesaggistico. La mia è la famosa valanga azzurra. Vabbè, esatto. Fatevi fare il serio. Battute, io però qualche piccolo elemento di criticità lo vedo rispetto alle spese, perché io ricordo che questo dossier è nato nel 2018-2019, come diceva lei, Bignami attraversa tanti governi, nasce quando al governo tra l'altro c'eravamo noi, si prevedeva una spesa di 1,4 miliardi interamente coperta dagli sponsor. Siamo arrivati a quasi 6,5 miliardi, che non è esattamente la stessa cosa di 1,4 miliardi. Non sta a me difendere l'organizzazione di Milano Cortina, lo faccio io. Però si è presa in faccia un'inflazione che nessuno poteva immaginare. Questo però va detto che sono state aggiunte cose che non erano previste inizialmente, soprattutto per il contesto territoriale, di infrastrutture di trasporto, quindi non è che le stesse cose che dovevano costare 1,4 miliardi costano 6,5 miliardi, perché non voglio dire fesserie. Un po', nel senso, un po' sono aumentati i prezzi, un po' sono aumentate le cose da fare. Patuanelli, accordi come quello di Assolombarda nel Golfo, ma penso al piano Mattei in generale, il Mercosur e l'accordo con l'India che abbiamo appena citato, è lecito pensare che stia nascendo un diverso tipo di globalizzazione? Sì, diciamo che purtroppo non dappertutto abbiamo Assolombarda, nel senso che Assolombarda si è caratterizzata anche perché, come diceva il Presidente Biffi, hanno una densità industriale unica in Europa, però si è sempre caratterizzata per il grande sostegno alle proprie imprese, all'estero, per l'esportazione. Parliamone anche un po' male, altrimenti sembra geografia. Nel senso no, vabbè, io parlo male di chi ritengo sia giusto parlare male di Assolombarda, non posso parlare male di Assolombarda. No, prego, era una battuta, vada pure avanti. Però oggettivamente in altre zone magari c'è qualche difficoltà in più. È merito di Assolombarda, è merito anche delle imprese lombarde che chiaramente hanno un tessuto industriale molto vivace, ma che sanno soprattutto capire qual è il momento per, ammodernarsi non soltanto nella parte di processo produttivo di prodotto, ma anche nelle relazioni, nell'esplorare nuovi mercati. Quindi è chiaro che è un tessuto particolarmente pregiato del nostro sistema industriale, ma è del tutto evidente che in una condizione come questa la diversificazione dei mercati è una necessità. Cioè quello che è accaduto su due mercati importantissimi, quello americano in generale e quello tedesco relativo all'automotive, che a cascata ha sicuramente danneggiato una filiera produttiva che ha una base italiana molto solida, aveva una base italiana molto solida, e questo porta le imprese che vogliono continuare a essere i campioni dell'esportazione a guardare altri mercati. E quindi anch'io, come diceva il Presidente De Carlo, sono totalmente d'accordo che gli accordi e i trattati sono l'unico modo per supportare le imprese. C'è qualcosa che manca, poi non tutti i trattati sono uguali. Io penso che CETA e GETA sono due accordi che funzionano molto bene. Sul Mercosur per alcune filiere agricole qualche problema potranno darlo, mentre è molto buono per tutta la parte di manifattura, per la parte chimica, per la siderurgia. È un accordo molto buono, ma per alcune parti dell'agricoltura sicuramente no. Così come credo che sia stato un errore abbandonare completamente il rapporto commerciale privilegiato che avevamo con la Cina sulla via della seta. Lo dico da tempo, lo dico in modo
e contrastabile questa mia posizione, però credo che invece in un momento come questo avere un accordo commerciale con la Cina su alcune filiere poteva essere molto utile. Sì, anche perché comunque non possiamo far finta che non ci sia, ed è un mercato enorme ed è anche un mercato, diciamo, non solo su cui vendiamo, ma che produce e che potrebbe riversare una quantità ingente di beni sul nostro paese a basso costo. Patonelli, secondo lei perché paghiamo così tanto le bollette energetiche e quindi l'industria italiana fatica più di quanto fatichi per esempio l'industria spagnola o quella francese? Faccio due esempi. Per tanti motivi, secondo me il primo tra tutti è perché quello dell'energia è un mercato regolato ed è evidentemente regolato male, perché in realtà l'Italia acquista gas a prezzi inferiori alla media europea, ma il prezzo poi che viene fatto per imprese e famiglie è superiore ed evidentemente è un problema di regolazione. È un problema, al mio avviso, il fatto che ad esempio Enel, l'ultimo bilancio, ha fatto 7 miliardi di utili, 7 miliardi, che nei primi 9 mesi del 2025 Terna ha fatto un EBITDA del 70%, non esiste un mercato in cui ha un EBITDA del 70%, credo che su questo l'Italia può fare qualcosa e già questo potrebbe essere un segnale per l'impresa. Penso a tutti i settori hard to abate che devono avere delle garanzie di acquisto di energia prodotta magari da loro stesse da fonti rinnovabili a prezzi calmierati. Credo che si debba, adesso guardate, qui in questa trasmissione difficilmente faccio polemiche politiche, con Luca De Carlo faccio ancora più difficoltà, però dico che forse quando la Meloni in campagna elettorale diceva bisogna disaccoppiare subito il prezzo del gas da quello dell'energia elettrica, governa da 3 anni e mezzo e non vedo questo disaccoppiamento, quindi evidentemente non era tanto facile farlo. Stefano, però, lo sai diceva, che il disaccoppiamento si può fare a livello europeo, ho capito, è una proposta. Però non lo dicevo io in campagna elettorale. Però in campagna elettorale non lo dicevo io, lo diceva la Meloni. Noi continuiamo a perorare a livello europeo e sperando, come in altri settori, in altre questioni, penso alle maniere con cui abbiamo lenito, e tu sai benissimo, il Mercosur oppure la battaglia sulla PAC che abbiamo fatto assieme, credo che anche su questo tema, se cresce una sensibilità maggiore, saremo sempre a fianco di chi vuole chiede misure di questo tipo, ci saremo senz'altro. Io credo che si debba anche su questo. No, io penso però che delle risposte si possano dare. Penso che ad esempio c'è il tema dell'interconnector che adesso va in scadenza, che deve essere prorogato perché è fondamentale che proceda quella misura che agevola i grandi consumatori di energia. Credo che si debbano mettere in campo misure di sostegno in questo momento alle imprese per ridurre il costo dell'energia, anche una tantum, perché altre misure certamente il processo di indipendenza energetica che passa per lo sviluppo delle rinnovabili, che è l'unico strumento che abbiamo per indipendenza energetica, l'unico, perché il gas comunque lo compriamo e comunque sia lo compreremo da fuori e non ce l'abbiamo noi a sufficienza per garantire il nostro consumo interno, e quindi non vedo alternative alle rinnovabili. Dobbiamo tornare però sia sul disaccoppiamento in più. Ci dobbiamo tornare sia sul disaccoppiamento, che diciamo ancora non abbiamo fatto, né noi né tutti gli altri, diciamo, però non ci si riesce, sia sulla possibilità di aiutare ulteriormente. Ci sono degli aiuti, perché ovviamente le aziende energivore, per esempio, hanno un sistema per cui se mettono in piedi progetti per fare energia verde possono avere qualcosa c'è. Ovviamente qualcosa in più non farebbe male.